Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avrete visto dalla mascherina, parleremo di autosuggestione e subconscio e della classica frase magica. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Ildegare Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook e anche in Telegram, dove alle 20:30 di ogni lunedì sera il Legare Marietto Veneziano coadiuvati a Milas tengono un percorso esoterico gratuito. Siete tutti invitati, siamo quasi più di 200, il link li trovate qui sotto in descrizione e se lasciate anche un super like e un bel commento il vostro Marietto è contento. Però oggi parliamo un po' di questa autosuggestione e subconscio, è la classica frase magica che viene perpetuata in vari gruppi e sempre, cioè voglio dire, si è sentito spesso nominare, ma non si sa la storia. Allora, tanti anni fa c'era un medico chiaramente del popolo che curava le persone e aveva scoperto che a un certo punto, se si iniziava una frase in un modo meticoloso sia la sera prima di andare a letto che alla mattina prima appena svegliati, si poteva migliorare notevolmente la propria qualità di vita, anche se aveva dei riflessi importanti sullo stato psicofisico delle persone. Questo dottore si chiamava Coe, no? C-O-U-E con l'accento, quindi era un dottorino che aveva trovato questo sistema e ai suoi pazienti, oltre a dargli le classiche medicine di rito, gli faceva dire anche la classica frase: giorno per giorno, sotto tutti gli aspetti, vado di bene in meglio. Praticamente aveva scoperto che se alla sera prima di andare a letto ripeteva giorno per giorno, sotto tutti gli aspetti vado di bene in meglio, praticamente per almeno 20 volte, e se la ripeteva alla mattina quando si risvegliava, la vita di chi lo ripeteva adagio cominciava a migliorarsi, proprio perché l'autosuggestione andava a intaccare il subconscio e il subconscio di conseguenza l'inconscio, e quindi si fissava in un modo importante nel proprio cammino dell'anima. Quindi, cari amici, il classico dottore consigliò anche di comprare un nastro, di fare 20 nodi, e ogni volta che le persone dicevano questa frase giorno per giorno, sotto tutti gli aspetti vado di bene in meglio, doveva passare a un nodo, ci doveva mettere 20 nodi. Bisogna anche partire dal presupposto che in quell'era le persone non sapevano contare e quindi si facevano aiutare da un nastro con questi 20 nodi, oppure si può usare le mani. Quindi, per chi vuole iniziare questa autosuggestione del subconscio, con questa frase magica molto semplice, che è giorno per giorno, sotto tutti gli aspetti vado di bene in meglio, bisogna ripeterla 20 volte alla sera prima di andare a letto e alla mattina appena si è svegliati, in cui il subconscio è ancora morbido, cioè in cui si può ancora riscriverci dentro in modo molto facile la frase giorno per giorno, sotto tutti gli aspetti vado di bene in meglio, almeno 20 volte la mattina e 20 volte la sera prima di andare a letto, perché in fondo Coe diceva: la vittoria non sempre va a chi è più forte o a chi sa di più, ma essa premierà colui che crede che ce la farà. Quindi è chiaro che non è che molte volte i più forti vincono, ma solamente quelli che crederanno di farcela avranno sicuramente successo. Quindi, con questa frase, che ripeto ancora per essere più incisivo, giorno per giorno, sotto tutti gli aspetti vado di bene in meglio, voi dovreste ripeterla 20 volte prima di andare a letto e 20 volte appena vi siete svegliati. Questo farà in modo che la vostra autosuggestione vi aiuti a plagiare, a scrivere nel vostro subconscio questo comando, e questo comando vi porterà sicuramente a migliorare la qualità di vita. Certamente non subito, il vostro Marietto però vi consiglia sempre di, come si suol dire, di affiancare questo giorno per giorno, sotto tutti gli aspetti vado di bene in meglio, con il cerchio di fuoco sempre prima di andare a letto, il loetto colorato e la meditazione della stella di Davide, con questa frase magica, tra virgolette, che è giorno per giorno, su tutti gli aspetti vado di bene in meglio, ripetuta 20 volte la sera prima di dormire e 20 volte alla mattina appena svegliati.
sicuramente l'autosuggestione plagierà o scriverà nel subconscio questo comando che farà emuovere l'inconscio, e quindi la vostra vita adagio adagio dovrebbe incominciare a prendere un'altra piega. Chiaramente, oltre a questo, anche i circuiti radionici gratuiti nel sito capitano.altavista.org, che sapete possono tagliare legamenti perniciosi o risolvere situazioni importanti. Sono gratuite e sarebbe buono che voi le affiancaste con questa frase magica della serie: giorno per giorno sotto tutti gli aspetti vado di bene in meglio, e tutto il resto che vi ho spiegato. Grazie cari amici, per il momento è tutto, vi ringrazio di avermi seguito fino a qui e vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale del Legare Merito Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici, e alla prossima, e ricordatevi, giorno per giorno sotto tutti gli aspetti vado di bene in meglio.